Partita questa gara con le allievi juniores, dicevamo gara particolarmente interessante per le juniores perché questa è la prima delle due prove di selezione per i campionati europei di cross in programma il 13 dicembre in Francia e quindi il direttore tecnico organizzativo utilizzerà poi i risultati di queste due prove per il completamento della nazionale italiana che gareggerà in Francia il cross della Valsugana, naturalmente il 29 novembre il cross della Cazzolina all'Europarco di Prosecco a Sgonico. Queste le due prove, quindi gara importantissima, fondamentale per i juniores. Andremo a seguire questa gara di allievi di juniores insieme, ricordiamo 3700 metri con un giro medio e due giri grandi. Saranno grandi protagonisti della prossima campagna, sapranno confermarsi anche nel cross. Tra le junior Eleonora Cortappi del CUS Torino. E siamo appena all'inizio di questi 3700 metri. Il primo passaggio Alessia Fecca, che avevamo chiamato come protagonista della gara juniores, in testa con Eleonora Cortappi, dopo naturalmente il gruppo decisamente compatto. Solli da sola!
Eccoci all'arrivo, Ilaria Fantinelli ha perso il comando, il pettorale 497 Francesca Tognati, che va a vincere su Ilaria Fantinelli, due allievi davanti seguiti